Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo nel canale, di nuovo su Elite Dangerous Horizon. Oggi cosa vedremo stasera? Allora, a parte qualche rocambolesca azione di recupero materiali che ho registrato in precedenza, le cose interessantissime di questa sera cosa sono? Beh, innanzitutto nuovissimo logo del canale, nuova, quindi un po' di rinnovamento grafico, visto che il logo che avevo inizialmente usato era un logo che avevo fatto illo tempore fa, quindi davvero una vita e mezza fa. L'ho usato fino all'altro giorno, purtroppo in piccolo non si vedeva molto bene, era un logo estremamente complesso, un po' sulla falsa riga del fenomeno Transformers, e un po' di gusto grafico mio personale dell'epoca. Quindi niente, così, giusto per dire, vediamo subito questo nuovo logo. Nel frattempo che vado a mostrare il logo, saluto Professor Gaming, sempre presente durante le dirette live, un grandissimo supporto al canale, lui come molti altri utenti comunque. Benvenuto professore, buonasera e ben entrato in canale. Siete su siamo Atem, Anthem, ti riferisci al nuovo gioco Electronic Arts? O a qualcos'altro? Non lo so, beh, magari dopo mi deluciderai un attimo in chat. Nel frattempo, ecco qui, vi presento a tutto schermo il nuovo logo. Come potete vedere in questa magnifica presentazione, eccolo qui, un bel Virus 101 che si presenta di fronte a voi con questo nuovissimo logo. Fatemi sapere cosa ne pensate. A me sinceramente non dispiaceva quando l'ho un po' progettato e creato negli ultimi periodi, ci ho lavoracchiato sopra un pochino per arrivare a queste forme semplici ma complesse. Comunque vabbè, è gusto mio personale, fatemi sapere cosa ne pensate voi, poi magari faremo qualche regolazione, c'è ancora qualche dettaglio che non mi convince al 100%. Comunque, detto ciò, ecco qui, nuovissimo super logo del canale. E seconda super novità di oggi, vi chiedo scusa per la voce, sono ancora un po' provato da raffreddore e tosse. Dicevo, seconda super novità che andiamo a vedere subitissimo in questo momento è il canale Discord di Virus 101. Adesso qui ve lo presento velocemente, insomma lo vediamo su pagina web, e ho scritto un piccolo regolamento che magari poi andrò anche a regolare un attimo, un regolamento che ho scritto un po' di tempo fa e raffinato un po' nel tempo. Devo sistemare alcune cose, fondamentalmente in soldoni non è nulla di preoccupante, ma sinceramente un piccolo avviso, insomma, di rispetto reciproco. Non c'è nulla di sconvolgente in tutto ciò. Preferisco comunque esplicitare, comunque, visto che ovviamente il link per la partecipazione al canale è pubblico, è attivo sempre, non c'è restrizione nell'unirvi al canale Discord, quindi ho preferito insomma dedicare 2 righe per dare insomma un po' un comportamento generale. Nella pagina regolamento quindi trovate il regolamento, nel canale annunci saranno pubblicati un attimo tutta la parte di annunci del canale, quindi dove e quando farò le dirette, se ci sarà qualche novità o qualche anteprima o qualche magari annuncio appunto da fare in relazione alla vita del canale. Poi ho preparato un canale La Piazza con un sottocanale che si chiama Progress Bar, quindi evviva. Eccoci qua, benvenuto Ciaco, eccoci qua, benvenuto, quindi vediamo subito i primi utenti. Benvenuto, evviva. Siamo in diretta sul canale. Perfetto. Quindi perfetto. E cos'altro dire? Beh, c'è un canale dedicato ad Elite Dangerous, ovviamente, dove poter parlare di questo gioco. In base ai giochi che tratteremo andrò a creare i vari sottocanali. I sottocanali saranno attivi e rimarranno attivi per i vari giochi che andrò a trattare. Quando un gioco non verrà più trattato, questo canale, il canale dedicato a tale gioco, potrebbe, non sono ancora sicuro di questa cosa, però vi dico, potrebbe
venir chiuso per far spazio al gioco successivo. Quindi fate attenzione un po' alla parte dei canali dedicati ai giochi all'interno del server Discord. E ciao Mariano, nel frattempo grazie per il saluto, grazie a te per essere passato a darci un saluto all'interno della chat di YouTube, e se vuoi dopo sappi, come dicevo poco fa, è attivo il canale Discord, il link per unirvi al canale Discord è all'interno della descrizione della live che stiamo facendo. Se così non dovesse essere dovesse essere che ci fosse qualche mamma mia congiuntivi, se mi sento professore di italiano mi prende a pugni. Comunque niente, se riscontrate problemi scrivete pure anche nel canale principale di YouTube sotto come commento o all'interno della chat nuova che hanno fatto per farci comunicare anche un po' privatamente all'interno di YouTube, e fatemi sapere se riscontrate qualche problema a unirvi al canale Discord. Comunque eccola qui la seconda novità, super novità di oggi. Quindi come dicevamo, in primis il logo, che adesso vado a mettere in sovraimpressione anche in questo momento, vediamo IMG, eccolo qui, dovrebbe essere questo, eccolo qui, come vedete nuovissimo logo. Adesso lo spariamo bello grande qui dentro e niente, quindi mettiamolo anche al centro, eccolo qui. Quindi nuovissimo logo e canale Discord dedicato appunto al server Discord nuovo, collegato poi al canale YouTube, eccetera eccetera. Unico appunto è che le discussioni su Discord rimarranno fondamentalmente su Discord, a meno che non faccia una chat particolare dedicata alle live di YouTube, e la chat che vedremo in fianco alle live di YouTube sarà sempre e solo quella di YouTube, a meno di casi particolari. Almeno pensavo di gestirla così per il momento, cioè mai dare nulla di definitivo e di assoluto all'interno della vita, poi mettiamola così. Ok, adesso andiamo a spegnere un attimo tutto, torniamo a noi e procediamo oltre. Grazie Mariano, sono contento che ti piace il logo, sono davvero ci ho lavorato sopra un bel po' e sinceramente è tipo un anno e mezzo che penso a come farlo. Non vi dico quante prove, quanti tentativi ho fatto per arrivare a questo risultato, e ovviamente poi è a gusto mio. Poi fatemi sapere se appunto avete qualcosa, cioè, insomma, se piace anche a voi o se magari c'è qualcosa che non vi convince. Comunque, tornando a noi, e tornando ovviamente anche al gioco Elite Dangerous, perché ovviamente abbiamo fatto le super presentazioni e le super anteprime. Tornando ad Elite Dangerous, cosa andiamo a vedere? Ci eravamo lasciati nella puntata precedente con un sommo disappunto da parte mia nel ritrovare dei dati particolari per l'ingegnerizzazione, lo sblocco di un ingegnere in particolare, che mi aveva lasciato in braghe di tela perché mi servivano ben 50 decoded emission data. Ero riuscito a recuperarne una quarantina da un material trader, però serviva ancora qualcos'altro, al che mi sono documentato un attimo, eccetera eccetera. Ho visto che mi servivano degli eccentric hyperspace trajectories. Allora, materiale di grado 4, quindi ha un suo buon livello di rarità, non è così facile da trovare, però scansionando gli iWake dovrebbe essere un po' tranquilla la cosa. Al che mi sono detto, ma che bello, come i Datamind Wake Exception, prendo la mia astronavina, mi cerco un bel sistema che abbia uno status di famine, come vedete qui da filtro che sto applicando in questo momento sulla mappa. Cerco un sistema in status di famine e comincio a tremare. Perché? Perché sulla Galaxy Map non ne vedo comparire nemmeno uno. Cioè proprio zero totale, al che mi sono detto, come anche in precedenza, mi sono detto perché non andare a cercarlo online. Quindi vado su eddb.io, ok, dominio sardo, no dai scherzo, e vado nell'area systems, vado a cercare un sistema che sia in status di famine, lo vediamo qui, di XUI, sistema vabbè di riferimento che uso, pigiamo find station e come vedete ancora tuttora, è passata quasi più di una settimana, vedo no results found, o detto correttamente in lingua inglese no results found.
E al che mi comincio a preoccupare, perché dico, se non trovo un sistema in status di famine, dove cacchio vado a recuperarmi quei dati? Beh, sappiate che alla fine ce l'ho fatta, come avete potuto vedere in precedenza, in predecedenza o quello che sia. E come funzionava questa cosa? Ah, sto continuamente sbagliando le cose. No, rimaniamo un attimo su browser. Scusate, adesso vi faccio vedere questa cosa, solo che non mi ricordo un attimo. Scusate, devo controllare una cosa su questa scena. Mouse cattura la finestra. Ok, si chiama, l'ho messo come cattura la finestra. Ovviamente usare nomi significativi mai, ma non importa, perché tanto così è ancora più significativo in un altro senso. Eccolo qua, cattura la finestra. Prendiamo cattura la finestra. Ok, questo cattura la finestra è impostato, no, su una finestra completamente sbagliata. Annulla, chiedo scusa. Un attimo che mi recupero un video. No, non voglio aggiornare Videolan. Ma dove sono finiti i video? Ah, che pulaster. Niente, niente video da vedere perché si sono corrotti, con mio sommo disappunto. Come vedete qui stavo svolazzandomene in giro per il cosmo a cercare che cosa? Uno specifico crash site come suggerito dal Fetto, e qui possiamo vedere che appena ci avviciniamo il crash site comunque viene identificato già dal Surface Scan, quindi cosa un po' comoda che hanno aggiunto. È un crash site di un Cobra, dove pensavo di riuscire a trovare qualcosa. Purtroppo, almeno facendo un po' di prove, vediamo se recupero l'altro video. Ah sì, beh, qui i problemi noti di atterraggio, nonostante che siamo completamente in azzurro, come vedete qua bisogna fare molta attenzione, perché lì a volte non vi consentirà proprio di atterrare. Questo è un video un po' più lungo, sono già con il mio server, come vedete l'Anaconda spaccata là per terra. Mi connetto col comms control per cercare anche delle boe in giro. Link established. Ecco qua, collect encoded, e dopo un po' di Intel package, quindi anche da qui è possibile nel caso recuperare dei dati, come erroneamente invece avevo creduto fino a 5 minuti fa prima di rivedere questo video. Comunque, detto ciò, non li ho recuperati così, sono andato a farmare normalmente all'interno di un sistema high population, quindi tutto là. Il risultato di tutta questa super operazione è stato di ritrovare il limite massimo di 150 eccentric hyperspace trajectories. Il sistema dove ho fatto questa cosa, il sistema dove ancora ho attualmente parcheggiato la nave, quindi giusto per dovere di cronaca, come è giusto che sia, andiamo a vedere dove siamo. Siamo a Caleta, esattamente nel sistema di Caleta al Watson Station. Perché il sistema di Caleta è un sistema, vediamo se mi dai i dati qua, no, devo fare indietro, è un sistema da 4.7 miliardi di persone in democracy, attualmente in stato di boom, quindi evviva. E niente, qui essendoci uno starport molto molto popolato, finalmente sono riuscito a trovare tutti i materiali che mi servivano. A questo punto, visto che ci siamo, torniamo velocemente sulla Galaxy Map, sulla Gmap, mettiamoci un attimo in realistic, così mi tengo i filtri che ho impostato di là, e andiamo a DXUI a recuperare l'Anaconda. Vediamo quanti jump sono. Beh, con l'ASP sono pochi, 1, 2 e 3, e siamo arrivati. Vi ricordo, intanto che ci lanciamo, vi ricordo che questo ASP Explorer ha un jump range di 59.77 light years, completamente vuoto, quindi senza benzina e senza niente. Arriverebbe a 63 completamente svuotato. Potrei mettere anche dei serbatoi più piccoli, ma non lo so. Oh, un bel FDL lì che ci guarda che ti scansiono. Guarda che ti scansiono. Perfetto, grazie, ciao. Ok, e qui motori a tutta potenza, e dirigiamoci velocemente verso il primo jump. Ok.
questo ASP è stato un po' configurato per jump range e speed, un po' di esplorazione e quindi è bello veloce e può jumpare parecchio. Mariano, sì, è uscita la 3.3 capitolo 4 anche, quindi hanno cambiato un bel po' di cose, anche tutte le interfacce qui laterali come vedi sono decisamente state modificate, alcune cose in meglio, alcune cose in peggio. Altre cose che mi aspettavo di trovare messe meglio, tipo i moduli, non sono così entusiasmanti. Sinceramente mi aspettavo che li suddividessero per tipologia, quindi il core piuttosto che gli optional, piuttosto che gli utility, in modo che fossero un po' più visibili e gestibili. Però comunque, al di là di quello, Fire Group come solito, la ship l'hanno un po' modificata, quindi come vedete qua iconine, Night Vision, on e off, inventario hanno messo tutta la serie di icone, l'hanno fatto un bel po' più largo, molto più visibile, anche qui le progress bar di tutti gli elementi, quindi giusto per darti un attimo un po' un feedback. Ulteriormente hanno messo anche i multiple states, quindi ogni fazione di sistema può essere in stato multiplo, quindi può essere neutrale, boom, può essere in guerra con uno, in pace con l'altro e quello che sia. Dal punto di vista della navigazione qui non è cambiato molto, dal punto di vista del gioco sotto altri aspetti hanno inserito quello che si chiama Deep Core Mining, perché hanno fatto tutto un rehauling delle modalità di mining, alcune cose belle, alcune cose brutte. Hanno inserito il nuovo Full Spectrum Scan che tra un po' ti farò anche vedere, l'abbiamo già visto anche nelle puntate precedenti, però visto che siamo qui sul pezzo lo andiamo a vedere. Dopo sapete che dovete riconfigurare tutta una serie di tasti e comandi. Comunque appena jumperemo, dai, ecco qua. Allora cosa facciamo? Dobbiamo switchare in modalità analisi. Metto sul Discovery Scanner, intanto Full Scoop non è cambiato niente, l'Advanced Discovery Scanner non esiste più, adesso viene integrato automaticamente con i sistemi di bordo, e dopo aver fatto la prima scansione col Discovery Scanner si mette manella, no, questo scusate è avevo aperto per sbaglio il DSS là, il Surface il Detailed Surface Scanner. Invece il Full Spectrum Scan, chiedo scusa, si attiva con il relativo tasto e ci consente di andare appunto alla ricerca di segnali, pianeti e cose del genere. Comodo per alcune cose, per identificare magari subito tutti i vari segnali che sono presenti all'interno del sistema, come anche i pianeti con i relativi dati superficiali, come vedete qui, delle risorse presenti all'interno. Quindi anche questa, giusto per aggiornarti un attimo Mariano, è stata una delle grosse novità introdotte ultimamente. C'è a chi piace, a chi non piace. Devo dire che dopo averlo provato dopo la beta e dopo tutti i discorsi nati sulla beta, così un primo impatto assolutamente negativo sulla beta, devo dire che in alcuni casi ha il suo perché questa cosa nuova. In altri casi purtroppo lo trovo più scomodo che comodo, ma è una mia opinione personale in base a come vedo io poi il gioco. Sapete che dopo ovviamente ognuno ha le sue idee e preferenze. Comunque andiamo a fare l'ennesimo jump. Quindi appunto sì Mariano, sono cambiate alcune cose all'interno del gioco, mining in modo molto profondo, la parte di esplorazione in modo parzialmente profondo, quindi un po' è cambiato per tutta questa un po' è cambiata tutta la parte di gestione dell'esplorazione appunto col nuovo Discovery Scanner, come lo vedete qui in azione in questo momento. Vediamo, visto che ci siamo, di andare a capire se questo sistema avevamo qualche dato in precedenza. Sì, li avevamo già i dati, come vedete bodies 2D2, quindi eccolo qui. Andiamo a vedere dal nostro telescopio della nave il secondo body. Poi con il fine tuning che vedete qui sotto in basso a destra vi dice su che spettro di frequenze state facendo le ricerche, perché se cerco magari dei metal rich bodies come in questo caso avrò tutti dei segnali e una volta piazzato lì il tune non mi posso muovere, come vedete. Invece se vado sui signal, transient signal sources, eccoli qua,
potrò andare a vederli e a scansionarli tutti subito. Bello e brutto, comodo barra scomodo, ognuno un po' la vede a modo suo. Come dicevo, secondo me ci sono alcune cose che hanno, cioè in alcuni contesti questa cosa è molto molto comoda, in altri contesti è un po' più fastidiosa invece. E ciao Diego De Cortè, benvenuto e ben entrato nel canale. Sì, ti confermo che il Discovery Scanner è già di serie, come dici te, quindi è integrato nella nave. Se l'avevate comprato nelle altre navi in precedenza, sappiate che non troverete più il modulo. Frontier però ha rimosso i moduli ma ha rifuso il costo, visto che si parlava di tipo 1,5 milioni a modulo. Quindi mi sono trovato tutte le navi senza l'Advanced Discovery Scanner e installato così da sera a mattina, però mi hanno ridato i soldi e adesso è tutto integrato nella nave. Sì, è meno automatica, assolutamente è vero, nulla da dire, però da un altro punto di vista io la vedo che sì, sono 2 o 3 cosette carine effettivamente, come dicevamo prima, però pensando a livello a rigor di logica, io penso che siamo nel 3300 e passa, se non erro. Intanto andiamo a Hugging Sport e mi sembra un po' troppo tirata per i capelli questa cosa, cioè voglio dire, stiamo in un'ambientazione dove ci sono le navi spaziali che volano al limite del piega spazio e non ho la possibilità di avere un Arduino che mi controlla in automatico il telescopio della mia nave e va a fare tutto quello che io faccio manualmente in automatico, perché alla fine non c'è nulla di trascendentale, nulla che richiederebbe un apporto umano di questa entità all'interno di una nave altamente automatizzata. Quindi se devo guardare la cosa da un aspetto meramente logico e tecnico, nell'idea di una simulazione spaziale di una nave che viaggia nello spazio nel 3300 e passa, trovo questa cosa sinceramente un po' fastidiosa. In termini a rigor di gaming, quindi a livello di mero gioco, può starci uno che fa l'esploratore, può mettersi lì sul telescopio della nave e divertirsi a palla a esplorare e scansionare tutti i vari pianeti. Per i Discovery, scusate, per i Signal Source, anche qui non lo so, almeno per i Signal Source avrei preferito una cosa un po' più automatica, anche per tagliare un po' i tempi morti di gioco, anche perché alla fine di quello si tratta. Se io sto facendo un viaggio lungo che scansiono pian pianino pianeta dopo pianeta è un conto, se devo andare a recuperare materiali che devo trovare velocemente tutti i Signal Source, questa cosa diventa un peletto fastidiosa, almeno sempre secondo me. Scusate un attimo, stavo controllando la chat, messaggio di Diego: scatta la ricerca dei tasti da pigiare, sono 2 settimane che gioco e non sapevo del deep scan. Esatto, quindi arrivi qua, pack. Allora, attenzione a 2 o 3 cose, perché anche io mi sono fatto un po' fregare da tutta questa cosa. Allora, se vedi in basso c'è un tasto che si chiama Show Help, c'è un help abbastanza completo, quindi se hai dei dubbi lì trovi molte informazioni. Chiedo scusa, si stava rabaltando la cena nello stomaco. Una è proprio l'imparare ad utilizzare il fine tuning, questo qui sotto che vediamo. Quindi come vedete i segnali più bassi, come vedete, si illuminano tutti e sono i transient signal sources, quindi se state cercando solo quelli potete evidenziare solo quelli praticamente puntando e dopo andando a zoomare. Se cercate altre tipologie di pianeti, come vedete, concentrated signal source, e dopo cosa andiamo? Dopo il range di frequenze successive, eccoli qua: asteroid clusters, metal rich bodies, high metal content worlds, rocky bodies, icy bodies. Ecco qui, Rocky Ice Worlds. Una cosa importante, gli Earth-like Worlds, come ne vediamo uno praticamente qui davanti, ovviamente target too close, non ha senso fare questa cosa, e quindi possiamo andare a filtrare già a priori un attimo tutto quello che stiamo cercando. Quindi sì, effettivamente sotto alcuni aspetti questa cosa è molto 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 più comoda. Ulteriormente
Sì, 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 assolutamente d'accordo con Mariano. Ovviamente l'esplorazione era abbastanza noiosa e quindi questa cosa ci aiuta. Ulteriormente abbiamo appunto la possibilità di lanciare queste sonde sui pianeti col nostro, viene definito DSS, non mi ricordo l'acronimo, Discovery Surface Scan dovrebbe essere. Se non erro, voi sparate queste sonde con quell'effetto velocità warp alla Star Trek, queste impatteranno col planetoide, luna o quello che sia. Come vedete, più ne lanciate, più mappate l'area superficiale del pianeta. Qui vi dice Efficiency Target 6 Probe, quindi il numero minimo di probe sono 6 e quante invece ne avete correntemente lanciate. Sappiate che ne avete infinite di sonde, quindi non preoccupatevi, lanciatevene quante ve ne pare. Andy Mel, ciao, benvenuta nel canale. Come vedete qui siamo all'86%, dovremo riuscire a fare una mappatura anche dall'altra parte del pianeta. Sappiate che queste probe funzionano anche sugli anelli dei giganti gassosi. Questo serve per il mining, dopo per andare a capire in che zone poter andare a recuperare i materiali. Eccolo qui, noi abbiamo finito il surface scan completo di questo Earth-like world, e quindi questa cosa, appena andremo a vendere i dati esplorativi di questo Earth-like world, guadagneremo un bel po' di cucuzze. Sappiate che esplorare in questa modalità, quindi completando la scansione di pianeti importanti come quelli Earth-like e similari, vi ripagherà parecchio bene. Hanno aumentato tanto i reward, quindi le ricompense dell'esplorazione. Adesso l'esplorazione comincia a diventare un po' più profittevole di prima, quindi oh yeah, cosa che ci piace tanto. Il problema che cos'è? Che visto questo huge update dell'esplorazione, io mi sarei aspettato il rilascio di una nave large per esplorazione con un jump range superiore ai 100 light years una volta ingegnerizzata. Purtroppo questo non è successo. Hanno rilasciato altre due navi medium, se non mi ricordo, il Mamba e il Krait Phantom, che trovano un po' l'utilità che trovano. Alcuni le usano per la gara ai Targoid, altri per il mining, altri per fare altre cose. Sinceramente avrei preferito personalmente una nave large da esplorazione, come c'è il Diamondback Explorer per le small, l'Asp Explorer che stiamo pilotando adesso per le medium, e mi sarebbe piaciuto vedere anche quello che sia Explorer per le large. Ok, bene, dopo tutti questi discorsi, chiacchiericci vari, andiamo a parcheggiare velocemente la Asp, piano, non facciamoci prendere dalla fretta, entriamo nell'hangar, andiamo velocemente in Starport Services, perché adesso devo andare a recuperarmi l'Anaconda, andare a convertire i miei eccoli qua, no, perché ho cose Targoid, chissà dove cavolo le avevo trovate, non mi ricordo neanche più. Comunque, eccoli qua, devo andare a convertire i miei Centric Hyperspace Trajectories, ben 60, quindi me ne resteranno 90 più che sufficienti per tutto quello che devo fare, e al fine di ottenere i miei 50 Decoded Emission Data per andare a sbloccare quel cicciopanzo di ingegnere dove mi ero bloccato l'altra volta. Tornando sulla chat un attimo, allora un attimo che cambio nave, facciamo una cosa veloce. Sì, ho capito che hai finito il system scan, non ti sarei mica loopata. Oh, che bel bug. Che bel bug. Non la finisce di spaccarci i maroni o di fracassarci le noci di cocco con il system scan complete. Ho capito che abbiamo completato il system scan, ok? Cioè, me lo stai ripetendo a bestia da prima, basta. Tutti questi piccoli buggini. Allora, vediamo. Allora, nel frattempo che cambio la nave, rispondo velocemente a Mariano. Un attimo che andiamo a recuperarci la nostra super anaconda chiamata Scarpon. Storage option, piano. Ok, vedete, 410 milioni di nave. Use this ship. Orribili quei due bottoni vendi usa così vicini, e orribile il suono di quando premete use this ship. Sentite i soldini che partono e mi mette sempre paura. E dopo invece vedo che ho cliccato correttamente use this ship. Comunque, mentre torniamo
sull'Anaconda per andare a rispondere a Mariano. Allora vediamo un attimo, hanno cambiato qualcosa per la versione VR in interfaccia, tipo rendere più semplice l'utilizzo delle mappe? Non dispongo di un VR, per cui sinceramente non saprei risponderti a questa domanda. Avevo provato con il Trinus e altri sistemi per provare un attimo una simulazione di VR, mamma mia ragazzi, scusate, non ce la faccio più, mamma mia. Brr. Che fastidio, che fastidio. Allora, andiamo in solo play perché vogliamo star tranquilli. Ciao Astinius, benvenuto, buonasera e ben entrato nel canale, ben entrato nella discussione. Capiti a fagiolo perché Mariano ci domandava se hanno fissato anche i bug dell'utilizzo mappe nella versione VR. Quindi se hai qualche informazione magari integra, perché io la versione VR non l'ho mai provata, sfortunatamente mi piacerebbe ma non ho avuto modo di provarla, e quindi non saprei veramente cosa dire, non ho letto nulla a riguardo e quindi niente. Se puoi quindi integrare ti ringrazio. Oh, buonasera. Nel frattempo diamo il benvenuto ad un intruso che si è avvicinato alla mia postazione fisicamente invece che virtualmente come di solito succede, quindi salutiamo Virgi17 che ci raggiunge dall'altra parte del monitor durante la diretta. Ciao Virgi, saluta tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. È un po'... Buonasera a tutti. Eccoci qua, se l'avete sentita salutatela e quindi niente, è così. Benvenuta Virgi, ci farà un po' da voce fuori campo nell'ultima parte della diretta e quindi ecco così. Se non l'avete sentita ditemi pure perché la facciamo Buonasera. risalutare. Oh, ecco, finalmente tira fuori un po' la voce. È un po' timida, ma nessun problema. Non è così facile parlare ad un monitor così su due piedi. Allora, torniamo a noi, riprendo un attimo gli appunti di viaggio, il mio bel diario di bordo, dove cazzuola dovevo andare, a Tiana Fortune. E andiamo a iniziare da qui. Questa sarà l'ultima parte della diretta che facciamo in questo momento, quindi eccoti qua. Perfetto, non ti hanno sentito, Ciao, Virgi. Puoi dire anche qualcos'altro oltre ciao ciao. Ma sì, ma è bello sempre salutare. Ok. Bene, allora. Tiana Fortune, perché? Ah, perché dovevo potenziare gli scanner. Che scanner dovevo potenziare? Ah sì, sensori long range, quindi vabbè, non potenziamento super utile, però visto che ci siamo andiamo a fare View on Galaxy Map come al solito. E eccolo qui, a Kenar il sistema. Andiamo dentro a mettere già la route sul pianetucolo che dobbiamo andare a visitare, quindi truc, veloci. Eccolo qui. E via, e si parte. Eccoci qua. Bene. Ok, mi sta già guardando male la nostra amica Virgi, mi ha messo una mano di fronte alla faccia, come della serie non farmi parlare, ti prego, perché va bene così, va bene, dai, prima o poi la abitueremo un attimo a questa cosa, così magari interagirà un po' anche lei. Facciamo un po' di spam, ma sì, ci sta, dai, tanto ce la stiamo raccontando, non è che stiamo facendo nulla di impossibile o di problematico. Motori a tutta potenza, quanto è bello uscire con l'Anaconda a full booster dallo spazioporto. Ok, eccolo qui, salutiamo lo spazioporto. Come ormai molto spesso mi succede, ogni volta che esco dagli spazioporti mi tocca diventare idrofobo per riallinearmi con il primo jump. Quanti dobbiamo farne? Beh, solo 2, per fortuna siamo abbastanza vicini e quindi non ci vorrà molto. 33 minuti dall'inizio della diretta, quindi per ricapitolare anche un po' per chi si è collegato in questo momento, nuovo logo e nuovo canale Discord. Allora, mentre ci appropinquiamo a fare il salto nell'iperspazio, andiamo a vedere velocemente il nuovo logo. Sono così contento che lo faccio vedere di nuovo. Eccolo qua, yuhu! Il nuovo logo. Ditemi cosa ne pensate. A posto, basta. Troppo nuovo logo visto sul canale oggi, non vorrei che vi annoiasse già da subito. Per il canale Discord il link è nella descrizione della live e rimarrà nella descrizione del video, verrà comunque ripostato anche nelle prossime live.
mi dice parlala più piano dalla regia. Puoi dirlo anche ad alta voce, non è che non c'è nessun problema. Sì, sì, vabbè, dai, è un po' così. Sono un po' speedy, mi dicono, quindi diamoci un attimo una calmata, facciamo il giretto, giro in giro intorno alla nostra stella che vediamo qui. Il fuel scoop non sta entrando in funzione, altro, vediamo un attimo se anche è stato impostato. Fuel scoop sì, è impostato e attivo. Altro bug di Elite, ogni tanto il fuel scoop non entra in funzione. Complimenti a Commander Astinius della Da Vinci, 59 sistemi, complimenti. Sì, e sono nella Distant World. Grazie Andy, sono contento che vi piace. Come dicevo prima, è da parecchio tempo che ci lavoro sopra, come può confermare anche Virgi. Da quant'è che ci lavoriamo sopra su quel logo? Più di un anno? Sarà? Non ti si sente da lì, devi parlare più vicino al microfono. Allora, ragazzi, parte il poll, quindi parte il sondaggio. Quanti di voi votano per dotare anche Virgi di un bel microfono per poter parlare meglio con noi? Piano! Aia! Comunque va bene, dai. Allora, mentre ci gustiamo tutta questa mega stella, tutta la sua potenza blu, continuiamo a fare un po' di benzina e dopo andremo ad atterrare da Tiana Ponto. Sbloccheremo l'ingegnere e poi andremo velocemente di andare a completare velocemente questa parte qui. Dopo andremo a completare la live, perché sono ormai 35 minuti che blatero e quindi è ora di andare a finire. Mentre ci avviciniamo al pianeta, ben 5000 light second di distanza, altri piccoli aggiornamenti. Vi parlavo del prossimo gioco che sarebbe stato Elder Scrolls Online. Non diffidate, lo proverò prima o poi, ma prima di Elder Scrolls Online, Empyrean e altre valutazioni ho notato una cosa. Ho notato che alla fine è uscito Subnautica Below Zero. Appena riuscirò a metterci le mani sopra, non c'è storia, sarà il gioco numero 2 del canale. Quindi niente, così era per avvisarvi. Mentre attendiamo che l'Anaconda raggiunga lo spazioporto di destinazione, cosa c'è? L'Anaconda, sì, non fare gesti inopportuni perché è la nave che si chiama così. Ok, c'è un po' di malizia alle mie spalle. Orca boia, no, ho proprio sbagliato tasto. Scusatemi, stavo facendo l'Alt F4 della situazione. Ok, piano. A momenti chiudo il gioco e poteva essere un grosso problema. Combinazione di tasti CTRL Alt Cancio sempre sotto le dita, ma no, eccola qui, questa è l'Anaconda. Mostro la nave qui fuori. Ok, quindi questa è una ciabatta spaziale, perché alla fine ha la forma di una ciabatta, almeno non so, a me pare che abbia la forma di una bella ciabatta spaziale. È un po' fluorescente, come potete vedere, perché è la livrea che ho comprato con i miei sudati sodi per ben 3 euro, penso. Ok, quindi insomma una spesona. Evviva, ed eccola qui, questa è l'Anaconda che stiamo attrezzando. Non ho mai riparato la vernice di questa nave da quando l'ho comprata, quindi se vedete, ok, è parecchio rovinata. Adesso è un po' difficile perché sono un po' sulla parte scura, però come potete vedere già da qui la nave è parecchio rovinata. Comunque, ok, torniamo in plancia. Ecco, vedi, parla che ti parla, vedi che siamo quasi arrivati. Vedi, vedo. Ok. Ok, Astinius ci conferma anche lui per Below Zero che aspetti l'uscita dall'Early Access. Sinceramente stavo pensandoci anch'io, ma la voglia di rientrare a Subnautica dal punto di vista mio è troppo forte e quindi mi sa che farò un saltino ancora in Early Access. L'unica cosa è che devo ovviamente preventivamente contattare lo sviluppatore per capire se posso fare le live in relazione al contratto di licenza che tutti noi dobbiamo sottoscrivere quando acquistiamo i giochi. Scuotono la testa, bla bla bla, mi stanno un po' coglionando alle spalle da qui, quindi niente, almeno vi avviso, quindi lo sapete che
non ci sono segreti. Il Type 10 davvero davvero bello, era stata la mia prima scelta sinceramente per nave anti-Targoid, davvero una nave robustissima. Non so cosa mi ha fermato, ho detto vabbè, ho già l'Anaconda, provo con l'Anaconda, ho visto che si poteva fare anche con questa, quindi ho detto andiamo con questa. Giusto, giusto, giusto. Vernice scrostata, ragazzi, non riparate mai la vernice della vostra nave. Più è scrostata, più contestualizza la vita che ha vissuto la vostra nave. Sono tutti marchi distintivi, appunto, proprio della vita della nave, secondo me, così, giusto per parlare del più e del meno. Poi ovviamente sappiamo che parliamo sempre di contenuti virtuali, quindi trova un po' il tempo che trova la mia affermazione. Adesso un attimo che mi concentro su questo atterraggio. 4 mm all'arrivo, 300 km al secondo più o meno. Sì, direi che come velocità siamo messi abbastanza bene. Ok, posso finire la rollata d'avvicinamento. 90 ms. Forse siamo un po' veloci. Siamo decisamente veloci in questo frangente. 140 km, 110, 90, 7... Ok, bene, dai, sono arrivato abbastanza veloce, però ai limiti proprio del glide. Mentre facciamo la nostra scivolata fino allo spazioporto, perché non mi partono i selettori. Ah, che bene. Ok. Oh. Ogni tanto si impiantano proprio le interfacce di questo gioco, non c'è niente da fare. Ok, drop finito, un po' distante, 20 km addirittura. Pensavo di droppare molto più vicino, visto lì, ma forse avevo i motori un po' bassi e quindi sì. Sì, assolutamente. Andy, l'Anaconda ha più jump e un po' più agile, quindi il Type 10, se preferite un combattimento un po' più statico e quindi fare un po' più appunto da tank, fondamentalmente il Type 10 nasce come nave tank, l'Anaconda è un po' più balanced, quindi è una nave un po' più bilanciata per gestire un po' tutti gli eventi del gioco, quindi lì dipende un po' da come preferite. Poi ci sono navi pure DPS e altre cose, quindi sì. Tanti bug dopo l'ultimo aggiornamento, sì, non posso far altro che confermare questa cosa. Ultimamente si bugga anche l'SRV, capita che se fate delle scansioni in qua o in là, la vostra tastiera smetta di rispondere, quindi è un po' così. Non lo so. Vorrei sapere un attimo cosa ne pensate anche voi dei bug. Virgi, cosa ne pensi dei bug? Dai, non ridere, dici cosa ne pensi. Secondo te i bug, cosa ne pensi? E ride, non so, ride. Si vede che gli piacciono i bug. No, non lo so. A me i bug non piacciono. I bug, ti piacciono i bug? Ah, ok, ok, abbiamo scoperto che a Virgi 17 piacciono i bug. C'era la canzone Please do let me be your Ladybug, come si chiamava? Dai, te la ricordi? Quella degli anni 80. Che lapsus. Aia. Ok. Ecco. Vabbè, dai, non è un problema, sai quante cose non mi ricordo io, figurati. Ok, non è cibo, no. Ok, yuhu, finalmente, per fortuna, alleluia, siamo arrivati dopo tutto il farming che ho dovuto fare di quei maledetti dati che avete visto di là. È stata una cosa davvero fastidiosa, lunga e noiosa, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Parliamo di un paio di serate tra un panino e una scansione, quindi insomma si può, cioè, se ce la faccio io vuol dire che possono farcela davvero tutti quanti, quindi nulla di impossibile. Adesso Starport Services, quindi andiamo a completare questa parte della missione e anche quindi un po' andiamo addirittura d'arrivo della diretta. Sì?
Sì? Sì? Ah, ecco. Oh, finalmente, almeno un monosillabo invece di uno schiaffo, non è male. Allora, Engineers Workshop. Ok, andiamo a donare tutti i nostri sudati dati a questa signora che si chiama Tayana Fortune. Ok, doniamo cosa? 40. E gli altri... Ah! Parla che ti parla, sono stato proprio un gran pollo. Perché me ne mancano altri 10? Devo fare un'altra cosa prima. Refinery Service. Ah. Allora un attimo che riabilitiamo un po' tutto qui. Mi sono dimenticato completamente, con la fretta di finire le cose, mi sono assolutamente dimenticato di una cosa importantissima. Trade data. No. Orca, dov'era? Services. Eccolo qua. Material Trader Encoded. Andiamo a vedere il primo Material Trader Encoded che troviamo qua vicino. Ne vedete qualcuno? No. Dovrebbero accendersi e illuminarsi. Ok, tiriamo via questo filtro. Allora, i black market, ecco qua, li vediamo qui. No, non ci posso credere, dai. Che colore è? Viola. Ah, eccolo qua, eccolo qua. È come diciamo da noi qua in Veneto, viva gli orbi, quindi, e viva i ciechi. Abbiamo il sistema, come cavolo si... Ah, ecco perché non lo vediamo. Guardate come diventa trasparente. Tu lo vedevi? No. Mamma mia. Allora, nel sistema di Caspazzuria... Mamma mia. Come si chiamano gli abitanti? Gli Caspazzuriani? Non lo so. Caspazzuriensi? Ok, ma forse ci sono già passato. Lo vediamo qua. Material Trader, eccolo qua. È un sistema... eccolo qua, tac. Dovrebbe essere un sistema di tipo high tech. Sì, assolutamente, comandante Astinius, assolutamente, d'accordo. In area di DBIO, alla fine, come vedete, eccolo qua, è un sistema di tipo high tech, effettivamente, quindi in sistemi high tech troveremo i material trader degli encoded data. Bene. Allora, vabbè, la trafila ormai l'avete vista, io adesso mi lancio in direzione di Caspazzu, quella cosa lì. Ok, chiediamo a Virgi di darci un supporto. Come si pronuncia questa parola? Dai, provaci almeno, io ci ho provato. Non penso che hanno sentito. Avvicinate il microfono. Caspazzuria. Sì, eccolo là. Ok, guarda che bene. Ma posso fare un jump planetario? Ma vieni. Che bello. Sì, comunque andiamo a trovare il Caspazzuriensi Riani, ok, la regia mi confermano i Caspazzuriani. Come nome dici? O come... C'erano i Romulani, i Venusiani, non lo so, c'erano di tutto dentro Star Trek, hanno fatto un po' un accrocchio di ogni tipo di dicitura, frase, parola strana che... Ok, quindi dai, allora, ultimo step, andiamo a visitare il Material Trader a Caspazzuria, mamma mia, vabbè, è anche un nome non così strano come potrebbe sembrare. Ma secondo me è un algoritmo automatico che prende nomi a destra e a manca. Un po' di nomi sono già stati definiti dai dati stellari della NASA e quindi così. Ciao Andy. Ah sì, ti saluto Virgi. Ciao, buonanotte. Ecco. Sì.
Ciao, buonanotte. Sì, grazie, dai, faccio del mio meglio per portare Elite in ogni casa. Risata malefica di sottofondo. No, dai, insomma, facciamo il nostro meglio, anche perché alla fine Elite è un gioco enorme, difficile e complesso. E quindi così, niente, dai, ce la divertiamo un po' tutti assieme a vedere le mie disavventure nello spazio. Quindi Andy, ciao, grazie di essere passato in canale e ci vediamo alla prossima diretta. Ricordo sempre il canale Discord, dove tra un po' ci saranno tutti i dettagli dati anche relativi alle prossime live, o quello che sarà di tutti i vari aggiornamenti del canale di Virus 101. Mamma mia. 107 ti metti come numero, perché 107 avevi solo 17. 1,7. Ok. Ecco, sempre in mezzo. Lo 0 sta sempre in mezzo. Vabbè, dai, battute XXX a parte. Andy, ancora grazie e ci vediamo alla prossima. Noi intanto andiamo a completare il nostro avvicinamento a Binney Dock nel sistema di Caspazzuria. Andiamo a conoscere i Caspazzuriani. Sì, dai, ci sta, perfetto. E quindi via. Safe disengage, ready? Potremmo fare una cosa del genere. Ti serve un PC però per farlo. Ci mettiamo in split screen e dopo facciamo la live in split screen tra il giocatore che ha un peletto di esperienza e il giocatore che non ha una cippa di esperienza. Complimento alla cippa, va bene. Però ovviamente sai che hai cuffie e microfono anche te, e che l'audio tuo verrà trasmesso in diretta anche il tuo, cioè insomma, dove pensi di essere qua. Aspetta un attimo che no, bisogna fare attenzione, cioè che caspita. Se no non posso fare, se mi dici così non mi fido di fare la live, bisogna che registriamo e poi montiamo il video. Insomma. Comunque ecco qua. Parcheggiamo questo pachiderma a Binney Dock. Eccolo qua. Enter hangar, Starport Service. Ormai le procedure le conosciamo bene, vero? Ok, quindi contacts, material trader Isabella Shields, e andiamo a recuperare quei materiali che ho appena venduto tutti. Ok, encoded mission data, come vedete sono scesi a 0. Dove cazzuola sono? Decoded emission data. Decoded emission data. Sono degli encoded, ma sono dei decoded. Ok, lì otteniamo dagli eccentric hyperspace trajectories. Ogni 6 di questi dati ce ne daranno uno di questi qui sopra. Quindi così, niente, sappiavatevelo. Ce ne servono solo 10, ma visto che ci siamo, ne prendiamo quelli che ci servono. 60 a 10. Ricordo che questo è un materiale di rarità di grado 4 su un massimo di 5, quindi evviva, grazie Frontier proprio per questi trade secondo me un po' troppo esosi in certi termini. Allora confermiamo scusate un attimo il picco di voce. Confermiamo il trade e possiamo ottenerli anche da altri materiali tipo Strange Wake Solution, ma guardate quante me ne servono, addirittura 36 per ottenerne uno dell'altro tipo. Non male? Io lo reputo abbastanza esagerato. Se dovessimo fare il contrario, quindi passare da un grado 5 invece a un grado 4, guardate cosa succede. Succede il contrario, che un grado 5 me ne dà 3 di grado 4. Può essere comodo, ma vista la difficoltà di trovare il grado 5 mi aspettavo sinceramente qualcosa di meglio. Come vedete qui 36. Io non so a chi ha pensato i fattori di conversione dentro Frontier, però secondo me in alcuni casi sono un po' esagerati. Comunque
qua, eccolo qua, 10 decoded emission data ottenuti. Adesso posso tornare finalmente all'ingegnere e consegnare gli ultimi 10 decoded emission data. La procedura l'avete appena vista, io adesso lo farò nelle prossime partite, andrò a sbloccare questo ingegnere e a sbloccare sì, assolutamente, cambiare categoria costo 1,6 a pari di rarità. Sì, assolutamente, potevano metterlo anche a 1,3, anche secondo me. Lo so, però, attenzione, visto che siamo in argomento, Material Trader, se vedete io prendo una Hyperspace Eccentric e la cambio di qua, come vedi, sono sempre 6 a 1. Quindi, che io vado indietro da qui a qui, che io vado da qui a qui, invece qui sono da 1 a 3, che io vado da qui a qui, cancel, da qui a qui, come vedi, quando c'è un salto di 1, indietro sono 6, a cambio di categoria sono sempre 6, anche a parità di rarità. Quindi purtroppo non c'è molto da fare. Farmaria al Jameson Crash Site, sì, assolutamente, ne parlavo giusto prima. È stato un po' un errore mio quando sono passato lì, che non ho visto tanti dati venirmi consegnati, ma appunto è stato un erroraccio da parte mia. Quindi se mi dovessero servire, assolutamente Jameson Crash Site confermato, giusto? Giustissimo, assolutamente. Va bene, dai ragazzi, allora siamo arrivati anche oggi al termine di questa diretta. Ringraziamo tutti Virgi 107, 17 o quello che sia, quando si deciderà ad aggiungere un numero definitivo al suo nickname. Quindi grazie Virgi per aver partecipato con noi a questa diretta, grazie a tutti voi che avete partecipato all'interno della chat, della discussione, che partecipate e sostenete sempre il canale. Io non finirò mai davvero di ringraziarvi. Detto questo, ho la gola completamente riarsa, ci sentiamo su Discord e durante la prossima diretta. Ragazzi, di nuovo, ciao a tutti, Virus 101 ormai vi dà il suo consueto transmission out. Buona serata. Così solo buona serata? Buona serata a tutti. Dai, un po' di entusiasmo. Più entusiasmo. Dai, un po' di entusiasmo. E buona serata. Oh, ecco. Ecco, mi sono preso anche uno schiaffo e su questo schiaffo vi saluto definitivamente. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Transmission out.